Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook. Affascinante questa parte di Primus perché stiamo parlando della Croce Verde, abbiamo visto dei filmati molto significativi e anche toccanti, emozionanti. L'ospite è il presidente Andrea Franco che ci sta spiegando, ci ha spiegato praticamente quasi tutto di quello. Non so se mi è sfuggita qualche domanda inerente alla Croce Verde. Invece vado sul personale, Presidente. Cosa vuol dire far parte della Croce Verde? Ma far parte della Croce Verde vuol dire far parte di una grande famiglia. Io sono entrato appena diplomato 35 anni fa e pian pianino ci si appassiona, non diventa più un hobby piuttosto che un tempo libero, diventa una missione. Perché lei è entrato nella Croce Verde? Sono entrato in Croce Verde accompagnato dal papà di una nostra attuale volontaria che mi raccontava le sue esperienze e la sua vita. E mi ha incuriosito. E quanti anni aveva quando è entrato? 19 anni. Ah, proprio non ha neanche fatto il militare, quindi no. lei... 19 anni sono entrato in Croce Verde e da lì ci sono rimasto, ci sono tuttora. E appunto è quella passione che rappresenta la scelta di vita di tante nostre volontari, di tanti nostri volontari. Ecco, ma uno va, Presidente, nel dire vado per aiutare, visto che non lo fa sotto l'aspetto economico, essendo volontario, assolutamente no. Impiega il suo tempo libero per aiutare gli altri, e uno lo fa proprio perché ce l'ha nel DNA. A parte il fatto che l'Italia, se non avesse il volontariato, sarebbe un paese allo sfracello. Assolutamente. Detto questo, lo fa però sotto un aspetto, non so, sotto un significato di voglio dare un contributo per aiutare la gente, oppure affascina questo tipo di lavoro, anche se è un brutto lavoro, non so se la domanda glielo posta nel modo giusto. Diciamo che le motivazioni sono molteplici e credo che ognuno di noi volontari ne abbia una propria in un certo senso. A volte i nostri volontari, i nuovi volontari arrivano in Croce Verde semplicemente perché hanno visto un filmato, perché hanno visto delle ambulanze, perché spesso li ha toccati di persona nell'intervento e vedendo la scritta volontario dice ma come, quel soccorritore è un volontario, allora ci provo anch'io e quindi per curiosità ci avvicina. Molte volte arriva accompagnato, come è stato nel caso mio, da parenti, da amici, da familiari che magari hanno avuto quella stessa esperienza nel tentativo appunto di essere di aiuto agli altri. E nel momento in cui poi si entra si deve arrivare con una passione forte verso l'aiuto, perché non è facile fare il volontario Croce Verde. Poi lei nella sua attività privata mi diceva che è vicino all'ambiente, per salvare l'ambiente, quindi... Sì, io sono un tecnico ambientale per quello, ma dipende, noi abbiamo dal calzolaio all'avvocato, nel nostro tessuto è il più variegato possibile, come lo era fin dai nostri padri fondatori. E io credo che poi ci sia quella passione, ma anche il fatto di sentirsi parte di una squadra. Fate mai una festa con tutti? Noi, allora, con tutti i 1000, non so se ci riuscite. Ma ci ha interrotto, diciamo, la pandemia, nel senso che noi ogni anno facevamo in occasione della consegna delle benemerenze, nella festa appunto che celebrava l'anno fondativo, poi si concludeva con un pranzo sociale in cui arrivavano tra dipendenti, volontari e familiari 600-700 persone. Insomma. La pandemia poi ce l'ha bloccata, diciamo. Dovete riprendere, Presidente? Dovremmo riprendere. Il grosso problema adesso è un problema economico, di poter sostenere costi così alti. C'è sempre un problema nella nostra C'è sempre un problema vita. economico, perché ovviamente immaginate cosa costa una struttura come quella di Croce Verde e tenere in perfetta efficienza questo tipo di E quindi avete anche un amministratore che segue la parte economica? La parte economica viene seguita appunto, viene decisa dal Consiglio direttivo, viene seguita appunto dal direttore, dal settore di economia, che in qualche modo ci tiene. Senta, lei ha famiglia, sì. immagino, ha figli? Ha 2 figli. Ha 2 figli. E quando lei va a casa dopo
che ha fatto la notte, che ha fatto il servizio della Croce Verde, la famiglia le chiede mai, o papà o la moglie, cosa hai fatto questa notte, che intervento hai Sì, fatto? è sempre uno scambio. E nella curiosità, nella domanda, vanno anche nei particolari, sono curiosi in tutta la famiglia, convive il suo lavoro, cioè lo vive intensamente? Beh, diciamo che ogni presidente vive il suo, la parte libera del proprio tempo praticamente quasi sempre impegnata sia a casa che in Croce Verde, ed è ovvio che sia così. No, parlavo dopo l'intervento. Sì, dopo gli interventi mi chiedono cosa abbiamo fatto, se è stato stressante, quanti servizi avevamo fatto, che tipi di servizi, se magari racconti che eri su un equipaggio di emergenza, che tipo di servizi hai, fra virgolette, svolto. C'è la curiosità, insomma. Sì, c'è la Poi io curiosità. glielo chiederei tutti i minuti, uno, se avessi un genitore tutti i minuti, io avevo la mamma faceva l'infermiera, per questo le chiedevo quando tornava, ed era sempre positiva anche di fronte a uno che stava morendo. Assolutamente. Lei riusciva sempre a dire si salva, e quindi era una delle cose davvero positive. E lei fino a quanto riuscirà ad andare avanti? Anzi, l'altra domanda che mi premeva di fare, tutti i 1000 volontari e tutti quelli che sono della Croce Verde, sotto l'aspetto medico sono controllati, fanno gli esami del sangue, gli esami del cuore, cioè ogni anno? Noi abbiamo un nostro direttore sanitario che ne cura diciamo, per i volontari l'idoneità sanitaria con periodicità, e quindi verifica, sostanzialmente recupera già gli esami fatti personalmente e vede l'idoneità, oppure quando succede qualcosa si rivolge al nostro appunto medico che appunto ne valuta l'idoneità sanitaria dei nostri volontari. Quindi sono tutti controllati. Assolutamente. Ecco, nel periodo del Covid, Presidente, bisognava avere appunto un'attenzione 1000 volte superiore a tutti gli romani. All'interno di tutti i volontari c'è chi ha preso il Covid seguendo quelli che l'hanno subito, oppure siete riusciti a scamparla quasi tutti sotto questo aspetto, cioè andavate ben coperti, uso questo termine? Allora, sul fatto che fossimo ben coperti, tuttora oggi, che il Covid non è purtroppo finito, i presidi che noi utilizziamo sono assolutamente in grado di prevenire il contagio. Contagi ne abbiamo avuti, non possiamo dire se in servizio andando a fare la spesa al supermercato, perché nulla si poteva fare. L'attenzione è stata massima fin dalle prime battute, perché ricordo che noi il 21 di febbraio la prima chiamata che è arrivata da Vo è stata verso Croce Verde, e la cosa che mi piace sempre ricordare è che la prima chiamata ci ha messo ovviamente in allerta, non sapevamo nemmeno cosa andare a fare, con un nemico invisibile ovviamente, ma prima che noi diffondessimo la notizia abbiamo bisogno di un tot di ambulanze, piuttosto che quasi una decina di dipendenti che smontavano il turno, e anche una serie di volontari sono arrivati spontaneamente, prima sono arrivate le prime notizie di stampa, pronti a mettersi a disposizione. E da subito sono stati impiegati fin dalla prima notte di quel terribile 21 di febbraio. Una bella cosa, insomma. Questa è la cosa bella, che in un qualche modo racconta la passione che i nostri volontari, ma anche i nostri dipendenti, mettono nel lavoro e nel servizio che fanno verso gli altri. E lei fino a quanto durerà all'interno della Croce Verde? Finché la salute me lo permetterà. Sempre. E qual è il più anziano? Quanti anni ha il più anziano? Ma noi abbiamo un volontario di oltre 80 anni che abbiamo premiato l'anno scorso per 60 anni di servizio. È in servizio anche 80 anni? È in servizio anche 80 esce anche lui oppure no? Arriva tutte le sere nella sua squadra del 20, che non manca mai, finché la salute glielo permette, quando la salute glielo permette, a svolgere il suo servizio, magari fino a mezzanotte, in quei servizi che non sono minori, che sono il trasporto di provette piuttosto che da ospedale a ospedale, che è un servizio che Croce Verde svolge. E il più giovane? Il più giovane abbiamo i 18enni, adesso stiamo reinserendo da quest'anno i giovani di Croce Verde che non avevamo, che sono 16enni, 17enni, prima di poter entrare a fare i volontari, che in qualche modo si mettono a disposizione in servizi che certamente non toccano il paziente, non toccano liquidi biologici e così via, ma si mettono nelle manifestazioni a fianco dei volontari, in qualche modo per assaporare quello che è il clima e la vita di Croce Verde, insomma. Credo che abbiamo detto tutto, se mi è sfuggito direi qualcosa, di sì. me lo ricordi. La speranza è che altri... La speranza è che ci vediamo qui, la speranza. Questo sicuramente, ma che tanti altri volontari accrescano e rientrino nella nostra, perché noi abbiamo un turnover che è frequentissimo, diciamo così, certo. E ne abbiamo sempre bisogno per dare sempre più una risposta adeguata al paziente. Croce Verde è uno
anche insieme a Croce Rossa, diciamo così, le ruote che fanno correre l'ospedale padovano. Il paziente arriva grazie a Croce Verde o grazie a Croce Rossa e torna a casa grazie a Croce Verde e grazie a Croce Rossa. E su questi non ci sono dubbi. Il titolo c'è, Croce Verde, esatto, nel bisogno c'è. Che è un titolo assolutamente bellissimo. E quindi grazie. Grazie Presidente Andrea Franco, buon lavoro. Le direi, chissà che il lavoro non le vada bene sotto questo aspetto, però purtroppo non ma sarà il lavoro così. da noi c'è sempre. Purtroppo il lavoro c'è sempre. Grazie davvero di essere stato mio ospite. Grazie davvero. Invece io do appuntamento a mercoledì prossimo, che sarà una puntata che non dovete perdere, perché avremo il top ranking, avremo quello che va nei cieli, quello che ha istruito gli astronauti, che ha lavorato a Houston per insegnare come andare nello spazio, ed è qualcosa di affascinante e di straordinario. Ve lo racconteremo mercoledì prossimo in una puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.